serata quindi di presentazione, insomma sì, della mia candidatura, ma soprattutto anche di chi mi accompagna in questo percorso e dell'idea che vogliamo proporre ai cittadini del Comune di Fiume Veneto. Mi candido sindaco del Comune di Fiume Veneto perché ritengo che i cittadini di questo comune abbiano il diritto e debbano riscoprirsi comunità in tutte le declinazioni della vita personale, sociale e lavorativa, nel rispetto e nella valorizzazione della storia e delle tradizioni di questo territorio. Di fatto la Jessica si troverà, di cui io sono contento perché la sintesi del suo messaggio è importante, testa sulle spalle, è un cuore grande, un cuore che ascolta, un cuore pulsante per la propria gente, ma anche per quello che trasmette. È importante per fare il sindaco perché devi sentirti vicina e a parte, cioè il territorio devi essere tu. Tu devi essere il territorio è in simbiosi con te. Giovane, donna, bella, poi avvocato. Lì volevo arrivare, anche avvocato e una collega. Appoggiamo il candidato sindaco Jessica Canton, noi siamo molto vicini agli amici di Potere ai Cittadini. Quindi noi dobbiamo fare in maniera di creare la cosiddetta filiera, ossia che il governo regionale sia vicino al governo del comune, nel caso del comune di Fiume Veneto. Parlare con i propri cittadini, essere sempre al corrente di quello che succede nel territorio, essere vicino a loro e soprattutto risolvere i problemi direttamente, io credo che questa sia una cosa che uno va a letto alla sera sapendo di aver fatto il proprio dovere, va a letto, appoggia la testa sul cuscino ed è sereno e dorme tranquillo. Io credo che sia una cosa fondamentale, quindi ti faccio tanti auguri davvero di cuore di riuscire in questa impresa, a te e a tutta la squadra. Buona serata a te e buon percorso a tutti quanti. Grazie. Grazie a Vania Gava, un pieno di energia.